TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Alle ore 10:30 di oggi, lunedì 15 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Schiavonesca Vecchia nel comune di Volpago del Montello per recuperare un cane finito all'interno di un canale dal quale non riusciva più ad uscire a causa della corrente. All'arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Montebelluna ha avviato le operazioni di recupero dell'animale utilizzando vestizione adatta ad effettuare interventi in acqua. Dopo pochi minuti il cane è stato tratto in salvo e affidato al veterinario per i controlli del caso. Altro salvataggio di un cagnolino intrappolato tra dei rami all'interno di un parchetto comunale in via Abruzzo a Castelfranco Veneto. Un abitante della zona, sentendo da tempo le lamentele dell'animale, ha chiamato i vigili del fuoco spiegando quanto stava accadendo. La squadra del distaccamento di Castelfranco Veneto è intervenuta per liberarlo e dopo aver rintracciato il proprietario lo hanno riconsegnato allo stesso. Parliamo ora di economia. Settembre porta con sé una pioggia di novità per famiglie, imprese e studenti, dal nuovo bonus per l'acquisto di auto elettriche finanziato con 597 milioni del PNRR agli incentivi per l'autoimpiego giovanile che mettono in campo una dote di 800 milioni, fino alle misure dedicate alle famiglie a basso reddito, dal bonus psicologo a quello per lo sport, fino alla carta da 500 euro per l'acquisto di beni alimentari. Pur riconoscendo l'utilità di singoli interventi, CNA sottolinea alcune criticità. Le famiglie e le imprese hanno bisogno di stabilità, non di misure spot, afferma il presidente del mandamento CNA di Treviso, Stefano Camarotto. Chiediamo al governo di superare la logica dei bonus una tantum e di costruire una strategia organica che sostenga davvero redditi, imprese, natalità e transizione energetica. Servono politiche strutturali e di lungo periodo, capaci di incidere sulle sfide reali del Paese. Voltiamo pagina. La vendemmia sociale, l'evento benefico che unisce la tradizione vinicola alla solidarietà, sabato 13 settembre ha dato il via alla sua ottava edizione a San Polo di Piave. Importante novità. Per la prima volta è stata consegnata una targa per riconoscere una storia, ovvero una persona o un gruppo di persone che si sono distinti per il loro impegno ed dedizione verso gli altri. A ricevere la targa è stato il gruppo volontari autisti della LILTS Delegazione Oderzo, con riconoscenza per il vostro impareggiabile impegno, coraggio e spirito di servizio a favore del prossimo, come evidenziato nella motivazione. Una targa speciale è stata consegnata anche a Lorenzo Marronese, responsabile della squadra di autisti Lilt Oderzo, premiato per la sua dedizione donata all'ILT e a tutte le persone che hanno trovato in lui sostegno e forza. L'evento si è svolto in un clima di festa, con la vendemmia tradizionale seguita da una cena solidale, il cui ricavato è stato devoluto all'ILT Treviso. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.